Treviso in lutto per la morte del comandante della polizia locale Andrea Gallo, scomparso a 54 anni, un amico e un punto di riferimento, ci ha insegnato a combattere, le parole del sindaco Mario Conte. Sempre sul campo per la sicurezza in città e lungo le strade, Gallo aveva introdotto importanti novità nella polizia locale di Treviso. I funerali martedì alle 15 a Ceggia. Il camion frena ma il carico di travi di cemento fissato male slitta in avanti, distrugge la cabina di guida. Camionista vivo per miracolo, è successo a San Biagio di Callalta. Tentano di entrare in casa di un ottantenne di Treviso, ma lei li sorprende con le telecamere di videosorveglianza denunciate dai carabinieri 4 malviventi. Ma il tempo non è finita, in arrivo ancora piogge abbondanti in queste ore. Nella giornata di domani allerta gialla in 3 bacini idrogeologici. Il sottopasso della stazione di Treviso resta chiuso, un nuovo sopralluogo dell'assessore Zampese con i tecnici. Dalla prossima settimana una nuova passerella, ma per la soluzione definitiva si deve attendere le ferrovie. I comitati contro l'agrivoltaico a Mogliano e Favaro chiedono un incontro urgente con Zai e l'assessore Marcato. Un corteo ha raggiunto oggi il Consiglio regionale. Lutto a Resana per la scomparsa di Alfonso Pozzoboni, è stato il fondatore del gruppo culturale San Marco e creatore della storica mostra internazionale dei presepi. 70 anni di attività dell'Associazione Bellunese Volontari del Sangue, occasione per sensibilizzare la gente a diventare donatori. È nato così un progetto dal titolo ironico Non voglio donare, con il duo Igor Barbazza e Davide Stefanato, sketch su Antenna 3 da martedì 21. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque, martedì alle 15 a Ceggia i funerali di Andrea Gallo. Treviso in lutto per la morte a soli 54 anni del comandante della polizia locale. Con lui perdo un amico, dice Mario Conte, che lo ricorda come un vero combattente. La richiesta dell'ultimo saluto in divisa testimonia l'amore per il comando della polizia locale, l'amore per la città di Treviso e per i trevigiani. È una divisa che aveva tatuata nel cuore. Indosserà la sua divisa anche per l'ultimo saluto il comandante Andrea Gallo, con quell'orgoglio e quello spirito di servizio che sempre lo hanno contraddistinto, pure nei momenti più bui della malattia, un tumore che lo ha colpito ancora nel 2022 e contro cui ha combattuto fino alla fine senza mai mollare il comando di Via Castello d'Amore e i suoi agenti. Una divisa che aveva indossato per la prima volta a metà degli anni 90 nei comandi del Veneto orientale, Caorle, Jesolo e poi San Michele al Tagliamento, dove era divenuto comandante e anche segretario comunale ad interim. Nel 2019 l'approdo a Treviso a fianco del sindaco Mario Conte. Per me era diventato un punto di riferimento e un amico, e quindi perdo davvero tanto, però ci lascia tanto e quindi custodiamo dentro di noi quei valori, quella correttezza, quella serietà, quella credibilità, quella cortesia, quella disponibilità, quello spirito di servizio che hanno caratterizzato il suo operare quotidiano. Una operatività alla quale Gallo non ha mai voluto rinunciare, sempre al lavoro, sempre sul pezzo, nonostante i 9 cicli di chemioterapia affrontati, il malore fatale a tarda sera. Andrea stava combattendo come un leone contro una malattia che era riuscito in modo straordinario a tenere a bada, però evidentemente il fisico poi ha ceduto con altre criticità, in questo caso con il cuore. Gallo, 54 anni, lascia la mamma Rosetta e la sorella Stefania. L'ultimo saluto martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ceggia. Lui serviva la comunità trevigiana con amore totale e devo dire che poi i risultati si sono visti e l'affetto che sta ricevendo in queste ore ne sono la testimonianza. Il cordoglio infatti è generale, dal vescovo di Treviso Michele Tomasi al presidente della provincia Stefano Marcon, passando per Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, tutti a sottolinearne le doti umane e professionali. Gallo, laureato in giurisprudenza e lettere, era arbitro di calcio e per 10 anni giornalista pubblicista. A Casugana è il momento del dolore, ma anche della gratitudine. Io posso solo che ringraziarlo per quanto ha fatto con la divisa e quanto sta ancora facendo senza divisa, perché poi i valori che ti trasmette continuerà a trasmetterli, però grandi insegnamenti di vita. La vita è bella e bisogna lottare per tenersela, esattamente come ha fatto il comandante Andrea Gallo. E sarebbe dovuto partire proprio in queste ore per la Sicilia. Andrea Gallo, ricordato come una persona eccezionale dal suo vice Patrick Antonello. Tutti oggi ne ricordano la operatività quotidiana, dalla sicurezza stradale alla prevenzione dei furti.
Volevo sapere la situazione del traffico sul PUT in modo particolare. Sul PUT è regolare, non ci sono code in questo momento. Dalla gestione dell'ordine pubblico ai tempi del Covid al fenomeno delle baby gang, dai furti in abitazione al nodo della sicurezza stradale, Andrea Gallo dal comando di Via Castello d'Amore studiava e cercava soluzioni di fronte ai fabbisogni di sicurezza di una comunità in evoluzione. Così nel novembre 2022 illustrava con passione il nuovo acquisto per i controlli notturni. Questo è uno strumento che naturalmente ha un visore notturno, quindi bisogna che l'operatore guardi all'interno di questo monocolo che, ripeto, attraverso una sofisticata termocamera riesce ad inquadrare tutte le fonti di calore. Anche sugli autovelox, mentre divampava il dibattito su Fleximen, non si sottraeva al confronto, andando sempre dritto al punto. Questi atti, che sono da condannare senza se e senza ma, però manifestano sicuramente un malessere della cittadinanza, per cui è giusto prendere e riconsiderare questa norma. Un comandante che ha allargato gli orizzonti della polizia locale, che si è occupato di sicurezza urbana. I compiti sono allargati tantissimo, quindi gestire questo cambiamento è importante e difficile. Ecco, Gallo l'ha gestito con altruismo, con professionalità, ha vissuto la sua malattia grave con dignità, con tranquillità. E questo vuol dire solo una cosa: stare a posto con se stessi. Proprio in queste ore sarebbe dovuto partire alla volta della Sicilia per qualche giorno di svago. Ad accompagnarlo l'ex vicecomandante Aurelio Valenti, da poco in pensione, a dimostrazione di una dimensione umana che nel comando si era quasi rafforzata nel momento della malattia, commosso l'addio dell'attuale vice, Patrick Antonello. Una persona eccezionale, userei un termine, un gentiluomo. Tanto ha insegnato a tutti noi, a me ripeto in particolare, per la sua umanità, capacità di risolvere o gestire le varie situazioni sia professionali che umane, e io spero di poter portare avanti il suo lavoro in maniera degna. La sicurezza stradale era uno dei temi principali dell'attività del comandante Gallo. A proposito di sicurezza stradale, la tragedia sfiorata in Postumia a San Biagio di Callalta, dove un tir ha perso un carico di 28 tonnellate di tralicci in cemento. Impressionanti le immagini. 28 tonnellate di tralicci cemento, ovviamente caricate sopra un mezzo che ha la sua massa primaria e un carico da 44 tonnellate massima completa. Ecco, ma questi tralicci poi hanno perforato anche la cabina? Cos'è successo? No, sono traslati in avanti completamente e il colpo stesso ha tranciato la cabina di netto del camion. Per fortuna non sono entrati in cabina, hanno dato il colpo e per fortuna i giunti della cabina si sono tranciati, altrimenti saremmo qui a parlare di altri problemi, perché veramente l'autista altrimenti staremo qui parlando di una persona che non c'è più. È la cronaca di una tragedia sfiorata, quella che si è registrata sulla Postumia poco dopo l'ora di pranzo, con un mezzo pesante che ha perso il suo carico sull'asfalto. Alla guida un 58enne trevigiano, da 10 anni dipendente della Man Group, azienda di San Biagio di Callalta, che da qui dista qualche centinaio di metri. Antonio Tiveron ne è il presidente ed è stato tra i primi ad accorrere sul posto e lui stesso a rassicurare sulle condizioni di salute del suo collaboratore, portato cosciente in ambulanza al Cafoncello. Ho sentito adesso l'autista, mi ha detto che sta bene, tanta paura, una gran botta, e adesso stanno finendo gli ultimi accertamenti, ma sta bene, perlomeno fisicamente sta bene. Le ha spiegato la dinamica? Lui ha detto che davanti di lui la macchina del postino ha frenato di colpo e ha girato a destra e lui non è riuscito praticamente a frenare, prima ha già dovuto frenare di colpo e quindi il carico gli si è traslato avanti. E infatti mi ha chiesto: è ancora lì la macchina del postino? Ho detto sì, guarda, adesso qua ci sono il comandante dei vigili che lo sta intervistando. Sul posto, accanto a polizia locale, carabinieri e anche i vigili del fuoco, a loro con l'autogru è toccato il delicato compito di sgomberare la carreggiata e mettere in sicurezza l'area. Traffico deviato sulle laterali, con la situazione rientrata nella normalità solo nel primo pomeriggio.
Resta ancora in gravi condizioni la cinquantenne albanese investita poco dopo le 18 di ieri in via Circonvallazione Est a Follina mentre attraversava un passaggio pedonale. L'impatto con la Fiat Tipo che il conducente 59enne dichiara di non essere riuscito a fermare a causa del maltempo, nonostante il posto fosse segnalato da luci lampeggianti. La donna sbalzata sul cofano e poi ancora sul cristallo anteriore del veicolo è ricoverata, come sappiamo, in prognosi riservata, dove resta in prognosi riservata in condizioni molto delicate. I furti, i ladri che entrano nel giardino dell'abitazione, ma questa volta trovano un'anziana decisamente tecnologica, una signora di 80 anni che riesce a vederli con le telecamere e a lanciare l'allarme. Tentano di entrare in casa, ma la proprietaria ottantenne vede l'uomo nelle telecamere e dà l'allarme. Vicolo Caldibreda, Treviso. Erano circa le 19:15 quando l'anziana nota la sagoma di un uomo incappucciato che tenta di introdursi nella sua abitazione, scavalcando la recinzione e attraversando il giardino. A nulla è servita per i 4 malviventi la loro cura a non fare rumore. Non sapevano infatti che uno di loro era ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza. È proprio nei video che la proprietaria di 80 anni ha potuto vedere in tempo reale che dei ladri si stavano introducendo nella sua casa. Scattato l'allarme, il frastuono li ha fatti desistere e poi fuggire a bordo di un'auto. Immediato l'intervento dei carabinieri che ha permesso di individuare e fermare a poche centinaia di metri dalla casa dell'anziana l'Alfa Romeo sulla quale c'erano i 4 giovani ladri, tutti senza fissa dimora, di origine albanese e di età compresa tra i 17 e i 22 anni. Fermo avvenuto grazie al riconoscimento di uno dei malviventi ripreso in volto durante la tentata irruzione. Le perquisizioni dell'auto da parte degli inquirenti hanno portato al ritrovamento e al sequestro di diversi strumenti utilizzabili per lo scasso: un cacciavite, una torcia, batterie, guanti e un taglierino con una lama di 28 centimetri. I 4 sono stati deferiti in stato di libertà. Adesso il maltempo, perché la ondata di maltempo non si placa in Veneto e anche nella Marca. In arrivo altre piogge abbondanti nelle prossime ore per tutta la notte e anche per domani. Insomma, le piogge non mancheranno anche con intensità e per questo l'allerta della Protezione Civile è stata slittata fino a domenica, doveva terminare proprio domani. Ci sono 3 bacini idrogeologici del Veneto in area gialla. Generale Iannicelli, fine settimana da preoccupazione. Sì, bisogna stare un attimino attenti, infatti siamo appena nemmeno a metà mese e proprio domani ci interesserà la 7ª, 8ª perturbazione. E questo è il risultato delle perturbazioni viste da Castelfranco e dalle chiuse dell'Avenale lungo la cinta muraria. Città diventata il simbolo degli ultimi allagamenti nella Marca e per questo già di fatto in allerta per possibili esondazioni. Qui per Castelfranco avete già provveduto ai sacchetti? Sì, a Castelfranco abbiamo dei sacchetti a deposito, abbiamo 3 depositi dei sacchetti dislocati anche nella città in modo tale da agevolare le persone che avessero bisogno il loro utilizzo. A Castelfranco Veneto molti privati cittadini si sono dotati di paratoie proprie in modo tale da mettere in sicurezza i propri beni e questo è positivo. Del resto il segno lasciato sulle sponde del canale lungo le mura testimonia come l'acqua sia arrivata a livelli di guardia prima che l'impianto delle paratie venisse attivato. Lo stiamo testando, non è a pieno regime, l'ipotesi progettuale è che scarichi 3.500 litri al secondo e quindi 3,5 metri cubi, è una portata importante, sempre questo nella possibilità che il Muson sia in grado di ricevere e che non ci siano piene concomitanti. Un deflusso importante e preventivo, approfittando delle schiarite momentanee, pur considerando che il bollettino regionale indica l'unica situazione di attenzione con fascia gialla per tutto il corso del Brenta e Bacchiglione e per il Po e Basso Adige. Comunque la previsione per il fine settimana è di precipitazioni intense. Più abbondanti saranno domani, a fine giornata potremo parlare anche di 35-40 mm di pioggia che insomma bisogna controllare con attenzione. 4 centimetri d'acqua per metro quadro che in territori altamente cementificati o con un terreno già ampiamente bagnato e che non riceve possono creare più di qualche problema per piani terra e soprattutto interrati. Pioggia in pianura e neve in montagna, ma solo sopra i 2000 metri. La situazione migliorerà domenica, rimanendo a giorni alterni per tutta la prossima settimana. Infine attenzione al maltempo, ma anche al termometro, soprattutto per gemme e piante in fiore. Martedì è previsto un rasserenamento durante la notte, quindi tra martedì e mercoledì, quindi le prime ore di mercoledì, potremmo avere questo sotto zero anche in pianura.
E a proposito del maltempo, insomma è legato al maltempo ma non solo, e lo sappiamo bene, il sottopasso della stazione di Treviso resta ancora chiuso, nuovo sopralluogo dell'assessore Zampese con i tecnici dopo l'incontro del sindaco Conte a Roma con i vertici di RFI. Basta avvicinarsi al sottopasso per sentire l'acqua scrosciare. A distanza di giorni e dopo diversi sopralluoghi con tecnici comunali e di RFI, la situazione ad ora resta questa. Ma la soluzione, seppur provvisoria, sembra esserci, come spiega l'assessore Zampese, sin dalle prime ore del mattino, impegnato con i tecnici nel sottopasso off limits. Abbiamo concordato per l'accesso di Via Dandolo di lasciare aperto l'accesso, mettere verso la fine, perché potrebbe allagarsi un poco, di pochi centimetri, una piccola pedana, una pedana di poco rialzo, fino all'ultimo binario, il binario 9. Quindi dopo dovranno salire sul binario 9 e prendere l'altro sottopasso, bypass. Una passerella provvisoria, ma il lavoro più grande spetta a RFI. Deve mettere in sicurezza il sottopasso. Noi dal canto nostro risponderemo che c'è una interruzione di un servizio pubblico, quindi chiederemo formalmente quello che stiamo facendo sostanzialmente, cioè capire con RFI la natura di questo versamento così copioso. Amministrazione che dalla prossima settimana dunque comincerà a realizzare la nuova tubatura di sua competenza in Via Dandolo. Per la soluzione definitiva del problema si dovrà invece attendere le ferrovie. Io spero che si inizi la prossima settimana, anzi parlando anche con i tecnici di RFI ne sono convinto, poi l'ultima parola ovviamente spetta a loro che devono realizzare questo passaggio. Sulla vicenda attaccano ancora le opposizioni, dura il consigliere del Partito Democratico Marco Zabai, nonostante i sopralluoghi e i rilievi oggi il sottopasso è ancora allagato, nel frattempo hanno oscurato le grate, ho chiesto agli operai informazioni sui tempi di intervento e mi è stato risposto che saranno lì per un periodo indefinito. Il rigorosissimo sindaco Conte e l'assessore Zampese, dice Zabai, non possono continuare a gestire la situazione in questo modo senza fornire informazioni precise e tempestive. Mercoledì in commissione ascolteremo l'amministrazione, ma non si può attendere fino a quel giorno per adottare misure basilari di informazione e di avviso ai cittadini. Così Marco Zabai, Partito Democratico. Adesso invece parliamo di cantieri che porteranno 80 alloggi di edilizia residenziale pubblica entro fine anno consegnati alla popolazione. Parliamo di Monigo che diventa un quartiere ATER. Dalle ruspe alle impalcature saranno terminati entro Natale e consegnati la prossima estate i nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziati con fondi PNRR, ATER regionali, 24 realizzati in tempi record che vanno ad aggiungersi ai 24 già consegnati. Pochi metri più in là il secondo cantiere, 32 alloggi ottenuti con una seconda linea di finanziamento. Alloggi destinati a cambiare il volto del quartiere di Monigo. Gli ultimi vecchi edifici saranno demoliti e qui nasceranno altri 32 alloggi, 16 più 16. Saranno tutti nuovi alloggi in NZEB in categoria in A4, quindi estremamente performanti ed estremamente al passo con gli anni che corrono. Qui stiamo spendendo circa 10 milioni di euro tra fondi PNRR e fondi anche di ATER. ATER Treviso è riuscita a guadagnarsi il primo premio nazionale appunto per gli interventi del PINQUA. È il primo sostanziale, basta vedere l'ampiezza dell'area, è una parte di Treviso, è una parte della città che stiamo creando. Una ristrutturazione urbana senza precedenti tra le vie Feltrina, Cisole, Castagnole e La Bassa, 11 vecchi fabbricati fatiscenti in demolizione o che saranno demoliti, 4 milioni di euro il ritocco al rialzo dei costi stimati a causa dell'aumento dei prezzi. Soldi che vanno ad aggiungersi a quelli già investiti sul piano di risanamento degli immobili ad oggi sfitti, 1 su 5. Appartamenti lasciati nel degrado più completo da chi li ha ricevuti. Ci stiamo impegnando molto perché quello che si vede sono le palazzine che vengono costruite, ma dietro c'è un lavoro anche molto di riatti perché abbiamo riattato tantissimi alloggi, c'è un piano tetti, ci vorranno almeno 50.000 euro per ogni alloggio perché li abbiamo trovati veramente in condizioni disperate. 80 saranno i nuovi alloggi consegnati in un anno da ATER, poi ci sono 2 nuovi lotti disponibili per edilizia calmierata. Per andare incontro
a quel ceto che oggi non trova risposta perché, scusatemi il termine, troppo ricchi per entrare in ERP, troppo poveri per il libero mercato. Diversi appartamenti, tra quelli già assegnati come da bando, sono andati alle forze dell'ordine. Sono già 3 gli agenti che oggi vi risiedono. Torniamo alla cronaca. La cronaca giudiziaria: picchiava e umiliava la moglie fino a tentare di dare fuoco all'abitazione della donna. In tribunale a Treviso un 43enne condannato a 2 anni e 4 mesi. Una vita di soprusi, violenze continue. Un 43enne italiano ha reso alla moglie di origine marocchine ogni giorno un inferno per ben 6 anni. Dal 2017 al 2023 l'uomo, complice anche una dipendenza dagli alcolici, trovava ogni pretesto per aggredirla, picchiarla, umiliarla in pubblico, fino a quanto addirittura tentato di dare fuoco alla casa della donna, 35enne, dove abitavano i figli allora minorenni della coppia. Una situazione insostenibile che ha portato la moglie a sporgere denuncia. Così il 43enne è finito a processo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. I 2 residenti nell'Interland trevigiano si erano sposati, ma poco dopo il matrimonio la loro storia d'amore era finita. Nemmeno la nascita dei 2 figli aveva cambiato la situazione, tanto che una sera nel 2023, dopo l'ultima scenata e aggressione, la 35enne si è rivolta alle forze dell'ordine. Adesso ancora la cronaca giudiziaria. Le accuse erano molto pesanti: corruzione, collusione militare e interferenze illecite, ma la Corte d'Appello di Trieste ha assolto Vincenzo Corrado, ex finanziere. Dopo 8 anni si è chiuso anche l'ultimo capitolo della vicenda giudiziaria dell'ex tenente colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Corrado, assolto dalla Corte d'Appello di Trieste. Una soluzione molto importante che segue le assoluzioni della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello per quanto riguarda i reati di collusione militare, di corruzione, di interferenze illecite per il procedimento di Venezia. Ed è una soluzione questa che ha riguardato il reato di corruzione nella città di Udine, sentenziata dal Tribunale di Udine a 4 anni di reclusione per una vicenda che si innestava all'interno di quei procedimenti della Procura di Venezia. Secondo l'accusa, l'ex tenente colonnello avrebbe accettato favori per addomesticare una verifica fiscale ad un'azienda di Butrio in provincia di Udine, facendosi pagare in cambio cene in ristoranti di lusso e l'assunzione del figlio. Abbiamo dimostrato, tra le altre cose, che l'assunzione del figlio Corrado era già stata decisa serenamente dall'imprenditore nell'estate del 2015, laddove la verifica fiscale è iniziata a novembre 2015, e quindi questo è stato uno degli elementi che hanno condotto, ritengo, la Corte d'Appello di Trieste ad assolvere il Corrado dal reato di corruzione. Soddisfazione ma anche amarezza per Corrado, spiega l'avvocato Crea, che ora già sta pensando ai prossimi passi. La strada che stiamo percorrendo è quella del reinserimento all'interno del corpo della Guardia di Finanza, da cui era stato per le sanzioni accessorie e disciplinari estromesso, e quindi noi chiediamo adesso che venga ripristinato quello che era il rapporto tra il tenente colonnello Corrado e la Guardia di Finanza. Crediamo che dopo questo percorso sostanzialmente netto ne abbia più che diritto. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in diretta ai telegiornali di Treviso per parlare della politica, con i rumors che stanno diventando sempre più insistenti. Parliamo di voci che dicono di consiglieri regionali leghisti e zaiani pronti a passare con Fratelli d'Italia e Forza Italia, voci sempre più insistenti, un caso che scuote evidentemente il centrodestra a Palazzo Ferrofini. Uno smottamento a destra potrebbe essere imminente a Venezia, e a rilevarlo idealmente sono i sismografi di Palazzo Ferrofini, dove tra dopo Zaia, crisi internazionali e temi locali, dalla sanità alla pedemontana, i fronti aperti sono innumerevoli. All'orizzonte lo stesso congresso federale della Lega a Firenze, nel corso del quale alcuni nodi e quindi malumori potrebbero venire al pettine. Rumors o che altro, il passaggio di alcuni esponenti regionali dalle file zaiane leghiste a quelle meloniane non sarebbe solo fantapolitica.
Un riallineamento quindi con tanto di totonomi. Nel veronese in pole position ci sarebbe Marco Andreoli, attuale presidente della terza commissione agricoltura, nella Marca trevigiana Silvia Rizzotto, già sindaca di Altivole, e dal mondo primario proviene il consigliere veneziano Fabiano Barbisan, che interpellato però nega ogni intenzione di fare il salto. Assolutamente no, categorico e determinato, assolutamente no. Anche perché alla mia giovane età, 71 anni compiuti, non è che abbia tante velleità di andare sotto altri ombrelloni. Ecco. Potrebbe passare invece in Forza Italia il veronese Enrico Corsi, volto storico nella città scaligera, insomma veri e propri movimenti tellurici in un momento di grandi interrogativi. A Palazzo Ferrofini è l'ora della dissimulazione, nessuno ufficialmente fa i nomi, ma si lanciano messaggi chiari. Non entro nel merito dei nomi che possono aderire a Fratelli d'Italia, l'importante è che chi vuole aderire a Fratelli d'Italia non aderisce solo al partito, aderisce ad un progetto e ad arricchire il partito e il movimento di Fratelli d'Italia, portando qualcosa in più. Quindi da parte nostra, insomma, braccia aperte a chi può portare un valore aggiunto al gruppo per un progetto futuro che guardi non solo ai prossimi 5 anni di Consiglio regionale con un governatore di Fratelli d'Italia, ma addirittura ai prossimi 10 anni per un governatore di Fratelli d'Italia. Lavoro in corso, verrebbe da dire, ma il tempo ormai stringe. A proposito di Consiglio regionale, si sono diretti proprio a Palazzo Ferrofini i comitati, le tante persone che hanno dato vita al corteo contro l'agrivoltaico, i campi fotovoltaici, appunto i pannelli fotovoltaici nei campi a Mogliano e Favaro. Chiedono l'intervento di Zaia e Marcato. Se doveste installare decine di migliaia di pannelli fotovoltaici in un'area già fortemente cementificata, come tra i comuni di Venezia e Mogliano, scegliereste delle aree già edificate e magari abbandonate in attesa di riqualificazione o degli spazi verdi ad uso agricolo? Per quanto incredibile, in Veneto si sta scegliendo la seconda ipotesi e per l'ennesima volta i comitati di Cassolaro e Via d'Azeglio hanno sfilato in protesta fino al Consiglio regionale. I comuni sono contrari praticamente tutti e anche gran parte dei consiglieri regionali, perché li abbiamo intervistati, lo sappiamo, perché sentono la gente e quindi a questo punto è Zaia che deve darsi una svegliata. Nel veneziano i campi agrivoltaici non li vogliono i cittadini, non li vuole la città metropolitana e il comune di Venezia e non li vuole nemmeno la municipalità di Favaro Veneto. A Favaro è previsto un'area di agrifotovoltaico a Cassolaro e un'altra area di agrifotovoltaico nell'area della RAI a Campalto e un'altra area probabilmente anche a Tessera nelle aree della Save. Solo a Cassolaro, uno degli ultimi grandi spazi verdi dell'entroterra veneziano, si progettano pannelli agrivoltaici per 18 ettari di terreno agricolo, una superficie equivalente a 25 campi da calcio. È ridicolo che si facciano queste operazioni. A Mogliano, nonostante la contrarietà di comune e residenti, la Regione Veneto ha dato il via libera all'installazione di 13.500 pannelli fotovoltaici tra via Cavalleggeri e via Bianchi, in un'area verde di quasi 9 ettari. La questione è ora al vaglio del TAR. Di pannelli fotovoltaici in via d'Azeglio a Marocco se ne vogliono mettere ancora di più, 17.850 in un'area di 5 ettari e mezzo all'interno di una superficie agricola di 17 ettari. Che in Regione ci sia un certo imbarazzo anche tra i consiglieri di maggioranza è evidente. Mi ricordo che durante la nona legislatura passò, mi sembra, un progetto di fotovoltaico a Verona per l'aula consigliare della Regione Veneto e mi ricordo che non solo uscii io, ma uscirono anche più di qualche consigliere della maggioranza di centrodestra. In ogni caso, quando il corteo arriva a Palazzo Ferrofini, di politici non ce ne sono. Venerdì non è prevista attività in Consiglio e i rappresentanti dei comitati non possono che far protocollare una richiesta d'incontro. Noi abbiamo presentato un documento al Consiglio regionale che chiede un incontro con Zaia e con l'assessore Marcato. Continuiamo a chiedere udienza a loro direttamente, perché loro devono venire a vedere i territori. Il problema non è le energie rinnovabili o meno, il problema è dove installare questi impianti. Siccome solo la Regione Veneto ha 1187 siti già degradati.
Dalla lotta contro l'agrivoltaico selvaggio alle malghe, le tante malghe che rischiano di non riaprire con la prossima stagione degli alpeggi. Lungo il Grappa a porte chiuse al momento per Malga Mure e Malga Meda. La tragedia di vedere i pascoli alpini, i nostri pascoli delle malghe abbandonati e non aver più la caseificazione, l'alpeggio e queste robe, direi che va contro un tema economico, identitario, ambientale. Una tragedia che si concretizzerà già questa primavera, dove sarebbero già una decina le malghe sull'altopiano e un paio sul massiccio del Grappa a serio rischio riapertura. Due motivi che lascerebbero in pianura mandrie e malgari: l'aumento degli affitti da parte dei proprietari e investimenti importanti per la messa a norma dei caseifici d'altura. A lanciare l'allarme già la scorsa settimana l'Associazione degli Allevatori Veneti, che chiedeva alle ULSS maggiore comprensione. La problematica sanitaria noi sta a cuore per dare quella sicurezza prima di tutto ai malgari, che devono esibire i loro prodotti in sicurezza al consumatore. Chiaro che gli investimenti devono essere fatti dai proprietari delle malghe. Abbiamo ovviamente dei proprietari pubblici che sono sindaci piuttosto che province, piuttosto che comunità montane, regole eccetera, quindi c'è un aspetto importante su questa considerazione che va fatta, e ci sarà il tavolo regionale che ragionerà proprio su questi aspetti. Insomma, sia per affitti che per messe a norma, tutti chiamano in causa i proprietari delle strutture, con la Regione convinta di trovare a breve la soluzione. Se ci sono problemi con le ULSS ci parliamo noi, perché comunque noi abbiamo dei ottimi professionisti, non c'è nessuna volontà di fare l'ufficio complicazioni affari semplici, resteranno chiuse per altri problemi. Vediamo di fare in modo che chi li crea li risolva, anche perché noi non ci possiamo permettere malghe deserte, questo è poco ma sicuro. Il lutto a Resana per la scomparsa dopo una breve malattia di Alfonso Pozzobon. È stato il fondatore del gruppo culturale San Marco e creatore della storica mostra internazionale del presepe di San Marco, giunta ormai alla 31esima edizione. Aveva 82 anni, lascia la moglie Anna e le figlie Elisa e Paola. Maestro presepista, ha fatto scuola per i tanti appassionati del presepe. A dicembre dello scorso anno è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal prefetto Angelo Sidoti e dal sindaco Stefano Bosa. Attivo anche nel teatro, è stato per tanti anni componente del gruppo teatrale e filodrammatica Negri di Castelfranco, ne curava anche le coreografie, è stato tra i fondatori del gruppo storico di San Marco, gruppo di rievocazione storica e di costumi storici. Con Alfonso perdiamo un vero e proprio personaggio del nostro comune, ha detto il sindaco Stefano Bosa, un creativo, un volontario appassionato, uno che sapeva animare un intero paese, uno che non aveva peli sulla lingua e con il quale era un piacere dialogare. Grazie Alfonso, chiude il sindaco Stefano Bosa, per tutto quello che hai fatto e che ci hai insegnato. I funerali martedì 18 alle 15 alla chiesa di San Marco di Resana. Prima di andare a Belluno, un servizio che riguarda Belluno ma riguarda anche Antenna 3, parliamo dei 70 anni dell'attività dell'Associazione Bellunese Volontari del Sangue. E è un'occasione questi 70 anni per sensibilizzare la gente ancora una volta a diventare donatori. È nato così un progetto dal titolo ironico Non voglio donare, con il duo Igor Barbazza e Davide Stefanato e con degli sketch che sono in onda su Antenna 3 da martedì 21. Sono in ritardo? No, lei non è in ritardo, insomma, voglio dire... Arrivo prima? No, nel senso mi permetto... Alle 7 domani sono qua? No, non è questione di orario, non è questione di orario, è questione di capire se la sua età, quindi non è un discorso di orario, è proprio che lei quanti anni ha, mi scusi, perché sa che c'è un limite per il quale... 54. Li porta bene innanzitutto. Grazie, quindi gentile, direi che dentro i parametri per poter donare. Quindi... Evviva, posso donare? Donare il sangue significa salvare delle vite. Regalare pochi minuti del proprio tempo può fare la differenza per tante persone. Un messaggio fondamentale che deve essere veicolato a giovani e adulti. Così l'Associazione Bellunese Volontari del Sangue ha pensato ad un progetto che potesse attraverso un sorriso far riflettere su valori importanti, in un momento in cui si stanno cercando sempre più donatori per far fronte alle emergenze. Noi abbiamo istituito ancora 20 anni fa un ufficio del chiamata che è il nostro fiore all'occhiello, per cui gestiamo assolutamente telefonicamente, concordiamo l'appuntamento di tutti i nostri donatori attivi, e per attivi intendiamo i donatori che possono effettivamente donare il sangue,
a meno che non abbiano delle sospensioni temporanee. Quindi riusciamo ad essere efficaci ed efficienti per il servizio trasfusionale di riferimento, quindi l'ospedale hub di Belluno. Tant'è che i nostri 6.200 donatori, per esempio l'anno scorso, hanno fatto più di 9.200 donazioni tra sangue intero e plasma. L'associazione ha dunque pensato di lanciare un progetto per sensibilizzare la gente alla donazione del sangue. Serviva un medico e serviva un personaggio, un attore che fosse in grado di interpretare ben 33 personaggi. La scelta è stata molto difficile e alla fine ho detto vabbè, faccio io il medico e tu fai... Si faccio gli altri 33 personaggi. Serviva un medico affascinante, bello, una bella voce, una bella personalità, ed eravamo molto indecisi su chi potesse farlo. Poi la scelta è caduta casualmente su di lui. Igor Barbazza e Davide Stefanato, attraverso degli sketch comici, lanciano dei messaggi importanti. Quando compariranno i sigilli alla fine di ogni questo timbro che noi mettiamo, dicendo che se hai un certo età puoi donare, ci sono molti messaggi che noi diamo. Dunque dal 21 marzo ogni giorno su Antenna 3, pillole con il sorriso per ricordare il valore del dono. Dal 21 marzo, dunque, che non è martedì, mi sono sbagliato ovviamente, ma è venerdì 21 di marzo. Adesso andiamo nel bellunese. Per parlare di Milano Cortina 2026, ma non c'è solo la problematica degli impianti sportivi, grande, importantissimo, fondamentale elemento è quello della mobilità. Le Olimpiadi invernali 2026 si avvicinano a passi da gigante. Una delle questioni principali è quella della viabilità, di cui si è discusso in un convegno promosso da Will Trasporti. La mobilità delle persone è un qualcosa che è fondamentale nella vita comune, diventa particolare quando c'è un accesso di tantissimo turismo e di tantissima invece attenzione anche a livello mondiale per un evento eccezionale. Per cui riteniamo che bisognerebbe dargli attenzione e dargli sostanza anche per il futuro. Le infrastrutture sono importanti prima, durante, ma anche e soprattutto dopo. A Cortina non si arriva né in aereo né in autostrada e neppure, come è stato chiarito proprio dai rappresentanti di RFI, in treno. Per le Olimpiadi verrà realizzato un hub a Ponte nelle Alpi, ritenuto più conveniente rispetto a Calalzo, dove si prevede possano arrivare 16.000 spettatori al giorno. Determinante infine il completamento delle varianti in opera, mentre si sa già che quella di Longarone è prevista per tempi a venire. Sono tante le sfide, intanto completare le opere infrastrutturali e quindi le tre varianti di Valle di Cadore, Tai di Cadore e San Vito di Cadore, poi partire con la grande opera olimpica che è la variante, che dovrebbe completarsi nel 2028, il completamento, almeno la partenza del restyling della parte ferroviaria delle stazioni, e quindi su questo si sta lavorando a Calalzo, a Ponte nelle Alpi, a Longarone, a Belluno e Feltre, e poi ovviamente tutto quello che significa trasporto degli spettatori e dei turisti che andranno nelle Dolomiti. Intanto completate a Cortina d'Ampezzo le operazioni di riparazione dell'acquedotto del Forame, danneggiato in zona stazione, lo abbiamo raccontato ieri, da una ditta esterna che in loco sta eseguendo i lavori di sistemazione del piazzale. La rottura che ha generato, lo sappiamo, temporanea mancanza d'acqua, un vasto bacino di utenza, è stata per fortuna riparata in poche ore, ma l'erogazione, una volta ripristinata nelle condotte principali, è andata via via stabilizzandosi. Rimangono però possibili ancora temporanei cali di pressione e fenomeni di torbidità. Ma insomma il guasto è stato riparato. Adesso parliamo dei soldi che potrebbero entrare nelle casse della provincia dai canoni idroelettrici e quanti ne potrebbero entrare se verranno vinte le cause contro l'Enel che si oppone all'aumento dei canoni. Si è parlato oggi anche della diga del Vanoi. L'idroelettrico, annessi e connessi, per la provincia di Belluno non è importante, è fondamentale. Già oggi permette di mettere a bilancio incassi per quasi 13 milioni, ma grazie a una legge regionale recentemente approvata, a cui peraltro Enel si oppone in ogni sede, gli introiti potrebbero salire fino a raddoppiare e oltre. L'idroelettrico vale circa 13 milioni di euro, ma è importante perché noi con l'ufficio del demanio idrico riusciamo a incassare e tenere in piedi il bilancio della provincia con questi soldi, quindi importantissimo. Un introito che potrebbe praticamente raddoppiare.
Forse anche raddoppiare o anche di più, perché se arriveranno tutti quei soldi che sono già stati decisi con un provvedimento regionale. Noi abbiamo già chiesto, per quanto riguarda la quota fissa, abbiamo già chiesto all'Enel e quindi i grandi concessionari i soldi che valgono 6 milioni di euro circa per il 2023 e 2024 e dobbiamo adesso, quando ci arriveranno i conteggi giusti della produzione, chiederemo per il 2023 circa 12 milioni di euro a Enel e per il 2024, secondo le stime, saranno 15 milioni, quindi è una gran risorsa. In materia non cambia nulla invece per le casse della provincia che venga realizzata o meno la diga del Vanoi, ma da Belluno il no viene posto in maniera ferma e intransigente in ogni sede. Una partita che comunque ha ottenuto gli effetti che speravamo, perché sembra che tutto si sia fermato, si sia arenato, perché anche il nuovo presidente del consorzio Brenta ha detto che questa opera è un'opera che probabilmente non si farà, ha vinto quel filone. E questa è una vittoria per il territorio bellunese, i territori anche dove deve sorgere la diga, che doveva sorgere la diga, quindi Canal San Bovo, che erano contrari a questo tipo di intervento. In chiusura una notizia di cronaca che ci arriva dalla nostra Edi Kaliman da Ponte di Piave a Vigonovo, di Ponte di Piave. Quello che vedete nelle immagini è Pierluigi Striuli di Pierpizza, una pizzeria che è stato derubato nel tardo pomeriggio da un uomo che si è presentato dicendogli che aveva fame e appena si è girato il titolare Pierluigi Striuli della pizza, si è girato, l'uomo ha preso il portafoglio che teneva sotto la cassa ed è scappato cercando di entrare anche in una casa vicina, rubati 500 euro e carte di credito. Un aggiornamento di cronaca, ne riparleremo ovviamente domani. Vi lascio al meteo, è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.